Euroregione News. Dal Massons e Cultura, grazie al sindaco Piero Mauro Zanin, scopriamo un fine settimana di concerti ed esposizioni con Simone Cristicchi. Prima sabato un grande concerto in omaggio del maestro Nando Toso con le musiche di Piero Sidotti, nel quale il maestro Walter Sivilotti ha fatto sì che 8 giovani friulani talenti della musica abbiano interpretato quadri del maestro Toso in musica, quindi è stato un momento molto passionale, anche molto sentimentale, nel quale queste giovani promesse della musica friulana, interpretando i quadri del maestro, sono riusciti a emozionare in maniera profonda tutta la platea. Il giorno dopo c'è stato il concerto di Simone Cristicchi, un amico di Talmassons, in cui era già venuto nel 2011, un concerto che ha emozionato anche questo le persone presenti, all'interno del progetto Canzoni di Confine con la Mitteleuropa Orchestra diretta dal maestro Sivilotti. E quindi ecco, i cittadini di Talmassons e non solo, di tutto il Medio Friuli sono riusciti in questi 2 giorni ad avere grande cultura. Anche queste piccole comunità abbiano questa capacità di fare cultura, non c'è la necessità di fare grosse aggregazioni così come la regione vuole, perché nelle grosse aggregazioni probabilmente si perde la peculiarità locale, invece nelle comunità vengono esaltate tutte quelle che sono le eccellenze artistiche del nostro Medio Friuli e del Friuli in generale. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.